E allora ben ritrovati in studio per questa prima puntata di Highlight assieme al nostro insegnante, al nostro super esperto di nuove tecnologie, Giuseppe Valentino. Allora abbiamo la possibilità, Giuseppe, avendo un piccolo pubblico qui in studio, di far fare una domanda a chi è qui oggi. Quindi ci sono Cornelio, ciao Cornelio, e Michele, ciao Michele. Chi di voi vuole fare la domanda? Michele, allora un attimo che passo il microfono, guardate che so anche camminare, ecco a te. Grazie. Volevo sapere la differenza tra vecchia e nuova tecnologia in termini di illuminazione. Ottima domanda. La vecchia tecnologia in termini di illuminazione è basata tutta sull'efficienza. Naturalmente l'efficienza di una lampada della vecchia tecnologia, l'80% veniva emessa nell'ambiente tramite calore, per cui è un'energia che viene dispersa. Solo tra il 2 e il 5% è il flusso luminoso che cade nell'ambiente e che si va poi a misurare in lux con uno strumento. La nuova tecnologia LED si può definire quasi tutto il 90%, l'80-90% è flusso luminoso che va a finire nell'ambiente, che ci rende caldo l'ambiente in termini di luminosità, per cui ha un'efficienza molto elevata con un risultato efficace. Rispetto alla vecchia tecnologia, la lampada LED è il leader che è sul mercato attualmente. C'è da dire che alcune lampade della vecchia tecnologia sono già state eliminate, la classica lampada di incandescenza, dove passerà al secondo le lampade in termini compatte. Comunque è un argomento della seconda puntata dove verrà spiegato esattamente la differenza proprio di lampade della vecchia tecnologia e lampade LED della nuova. In termini di illuminazioni è fondamentale capire che la tecnologia LED ha un'efficacia dell'80%, l'80-90% rispetto ad un'efficacia del 2 o il 3% della vecchia tecnologia. Questo è fondamentale conoscere questi dati, perché ci danno la reale composizione di una lampada quando noi andremo a comprarla. E non parleremo più di watt, 30 watt, 50 watt, 70 watt, ma di lumen e lux, efficienza ed efficacia. Allora, Michele, sei stato soddisfatto dell'area? Fa diverso perché sennò erano botte. E allora, visto che abbiamo risposto a questa prima domanda, iniziamo a introdurre un concetto, poi andiamo invece a scoprire la nostra seconda rubrica, però intanto iniziamo ad introdurlo, vale a dire l'angolo di apertura, angolo di emissione. Tu prima mi hai detto, quando vai a comprare una lampadina devi dire che devi illuminare un determinato ambiente. Inizia, dacci solo un assaggino, abbiamo pochissimi secondi, poi c'è la nostra prossima rubrica. Velocissimo, le lampade che si acquistano non sono delle lampade vecchie lampadine di incandescenza con un raggio a 180 gradi. Le lampade a LED hanno dei gradi che vanno dai 20 gradi ai 120 gradi. La tecnologia si sta spingendo a 180 gradi. Cosa vuol dire? L'angolo di apertura e di emissione, il classico faretto, per cui bisogna stare molto attenti a chiedere l'angolo di apertura, perché un faretto molto stretto la luce viene concentrata tutti in un unico punto, per cui non è il nostro scopo. E allora, stop, andiamo alla scoperta del prossimo argomento. Ci rivediamo qui in studio tra 5 minuti con Giuseppe. Ben ritrovati a questa nuova rubrica, una rubrica ricca e interessante di argomenti. A livello di cultura generale, comunque sono degli argomenti molto interessanti perché serve a noi e noi questi argomenti che tratteremo oggi li utilizziamo tutti i giorni, a volte talmente veloci che non sappiamo neanche qual è la loro origine. Cari ragazzi, ben trovati. Vi faccio una domanda molto semplice per entrare nel vivo della rubrica. Secondo voi l'elettricità è un'invenzione o è una scoperta? Secondo me è una scoperta. È una scoperta. Per voi ragazzi siete d'accordo col vostro collega? È una scoperta. Perché è una scoperta? Una scoperta vuol dire che esiste già in natura. Per cui se esiste in natura, qualcuno prima di noi ha iniziato ad analizzare questo fenomeno elettrico, che lo ha chiamato elettricità, ha iniziato ad analizzare e ci sono stati dei illustri personaggi, dei scienziati, dei geni, dei fisici che hanno portato
hanno saputo interpretare questo fenomeno e portarlo ai nostri giorni di oggi. L'elettricità ci circonda, noi siamo penetrati dall'elettricità, la utilizziamo in qualsiasi momento, anche in questo istante, anche se noi non abbiamo nulla in mano, utilizziamo l'elettricità. Per cui specificatamente oggi parleremo di un grande personaggio, un grande, secondo me, scienziato, fisico pari ad Einstein. Parleremo di Nikola Tesla. Ma perché parliamo di Nikola Tesla? Perché è un personaggio grande, pari ad Einstein. Poco lo conoscono. La storia purtroppo lo ha tolto dai libri, ha eliminato, ha cercato in tutti i modi, hanno cercato di infangare a volte anche il loro nome. Ma purtroppo noi dobbiamo ringraziare il grande Nikola Tesla, sapete perché? Perché tutte le volte che noi tutti entriamo in casa, accendiamo la luce e dobbiamo dire grazie Nicola, spegniamo la luce, grazie Nicola, perché grazie a lui noi abbiamo l'elettricità a lunga distanza. Perché a lunga distanza? Perché lui fu l'unico e vero personaggio ad identificare la corrente alternata, che è la stessa corrente barra tensione che noi tutti utilizziamo anche in questo istante. Stiamo utilizzando la corrente alternata. Benché il nostro collega ha il classico gelato, il microfono, e ha una batteria perché è un microfono wireless, un microfono senza fili, quell'oggetto funziona indirettamente a corrente alternata, benché è tutto uno strumento elettronico, ma è tutta trasformazione. Nikola Tesla ha illuminato il mondo come Edison ha illuminato New York di lampadine. Ci ricordiamo di questo grande scienziato per le proprie bobine di Tesla e noi ci rivediamo alla prossima rubrica. Ciao a tutti! E di nuovo insieme amici, insieme a me e insieme a Giuseppe Valentino. Allora, abbiamo parlato fino ad ora di tecnologia LED, abbiamo scoperto che cosa significa candela, lumen, flusso luminoso, lux, efficienza, efficacia. Ora vorrei sapere, Giuseppe, visto che tu mi hai detto che se vado a comprare una lampadina, adesso non devo chiedere da 60 watt, da 1322 watt, ma devo parlare di, dov'è? Angolo di apertura, angolo di emissione. Esatto. Naturalmente la vecchia lampadina, facciamo un esempio, poi prendiamolo perché io non sono molto bravo a disegnare. Ah, fa niente, vedessi me. In totale l'angolo di emissione di questa lampadina è 180 gradi, ok? Ma questa è una lampadina di incandescenza. Cioè la vecchia lampadina di incandescenza, ma prossimamente vedremo anche altri tipi, altri modelli di lampade. Se noi prendiamo un faretto a LED, in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo praticamente un angolo di apertura, che è questo, qui abbiamo il LED. L'angolo di apertura è importantissimo perché questo angolo, a volte ci sono dei faretti che hanno un angolo di 20 gradi, 30 gradi, 90 gradi, 120 gradi, per cui se io devo illuminare la mia cucina, prenderò sicuramente dei faretti con un angolo possibilmente più aperto, cioè verso i 120 gradi. Se devo illuminare una vetrina, io prenderò dei faretti con un angolo di 20 gradi. Il principio dell'occhio di bue a teatro, no? Il principio dell'occhio di bue al teatro. Esempio, io ho 120 lux con circa un rapporto se ho 120 lux diciamo che avrò un flusso luminoso pari a 1000 lumen, ok? Se questi 1000 lumen mi devono illuminare un ambiente da 20 metri quadri, vuol dire che io dividerò i 200, cosa di prima mi sfugge il nome, i 120 lumen per i metri quadri che io ho, per cui avrò una misurazione in lux omogenea in tutto l'ambiente. Se però io questi 120 lumen li concentro in un unico punto, avrò una luce solare enorme, accecante, in un punto di pochi centimetri, ma non è il mio obiettivo. Ecco perché l'angolo di emissione è fondamentale quando devo illuminare un ambiente. Se l'ambiente è grande mi serve un angolo molto grande, se l'ambiente è piccolo mi serve un angolo piccolo.
Quando i negozi, per dire, vai dalla tua parrucchiera, troverai dei totem dove ci sono dei prodotti in mostra, ci sono dei faretti con un angolo di 20 gradi. Perché? Perché mi deve illuminare il prodotto, per cui la luce deve essere concentrata sul prodotto. Un errore fondamentale è mettere un angolo superiore ai 90 per illuminare un prodotto, perché la luce viene dispersa e il prodotto non viene esaltato. Questo è il concetto fondamentale. Capito, quindi se io devo illuminare la mia cucina, chiedo una lampadina a LED. Si chiama lampadina lo stesso? Vedremo dopo la differenza che c'è tra lampada e corpo. Per adesso chiamiamola lampadina. Tra un coso a LED? Va bene, coso anche. Anche sì, in fase certo, iniziale il coso a LED. Perché è accettabile ai non addetti ai lavori dire mi serve un coso a LED. Il negoziante capisce, interpreta. Capisce le difficoltà nelle quali io mi dibatto, e mi dà quello che mi serve. Allora devo prendere il mio coso a LED, devo tenere conto dell'ambiente che devo illuminare e devo tenere conto dell'angolo di apertura del coso. Noi dobbiamo sempre immaginare: io voglio la luce distribuita, un flusso luminoso distribuito in un ambiente o concentrato in un piccolino, in un punto solo? No, io ho bisogno di una luce che viene distribuita, un flusso luminoso che viene distribuito nell'ambiente, per cui mi serve un angolo molto grande. Se io ho un oggetto che è in una cristalliera o in un totem che lo devo illuminare, l'angolo deve essere piccolo, perché tutta la luce la voglio concentrata in quei centimetri quadrati. Ok, ci sono. Ultima domanda, luce calda e luce fredda, qual è la differenza? Molto bella. La maggior parte della tecnologia delle lampade erano quasi tutte luce calda. Noi abbiamo un'esperienza circa di 60 anni, che il nostro occhio si è abituato ad una luce molto calda, sempre calda, mentre adesso la tecnologia LED emette dei LED che la luce è anche fredda. E a colpo non piace la luce fredda, ma spieghiamo il perché. Perché sembra un obitorio, te lo Sembra dico quasi un obitorio, però... Lo spiego io, anche se sono ignorante come una capra in materia. Però il concetto fondamentale è, si parla di gradi Kelvin. Qui abbiamo una piccola scala di un esempio, che l'avevamo già detta inizialmente, dove vedi la lampadina fa parte dei gradi Kelvin calda, dove c'è la parte gialla. Ora, senza entrare nel merito, qui abbiamo lampade ad incandescenza, abbiamo lampade alogena, lampade compatte, quelle a risparmio energetico, e lampade al neon, denominate fluorescenti. Queste sono lampade fluorescenti. Poi abbiamo la candela, che è sul reparto dei 2000 gradi Kelvin, che è luce calda, che è pari alla luce della lampadina. Poi andiamo leggermente sopra e siamo circa dai 4.500 ai 5.000 gradi Kelvin, che è il Sole, per cui noi dalle 11 in un giorno molto solare, dove c'è del sole, un periodo di estate, abbiamo 5.000 gradi Kelvin. Poi c'è la luce fredda, ghiaccio, che è la luce nuvolosa, che vedi, questi neon si avvicinano dai 5.000 ai 6.000 gradi Kelvin. Per cui il caldo, parliamo di gradi Kelvin. Oltretutto, sicuramente tu diventerai un'esperta, sei fortunata a stare qui con me, ma i nostri amici a casa diventeranno anche esperti, per cui quando andiamo in negozio e chiediamo al nostro negoziante: mi serve una luce calda o una luce fredda? Impariamo a conoscere le misure, i gradi Kelvin. La luce calda viaggia dai 2000 ai 4000 gradi Kelvin, la luce fredda è superiore ai 4000 gradi Kelvin, siamo circa in questo ambiente. Okay. Per cui la differenza che c'è tra luce calda e luce fredda. 2000, 4000 luce calda, 4000, 6000 luce fredda. Mi sembra di essere a scuola. Naturalmente dobbiamo tenere presente un particolare. Quando si chiede la luce calda o luce fredda, evidentemente che la luce calda emette un flusso luminoso minore rispetto alla luce fredda. Anche in termini economici, se tu vuoi illuminare la tua nuova cucina che l'hai appena comprata, sì. Naturalmente se tu vuoi illuminare tutta la tua cucina dovrai installare 5 faretti con un grado di angolo di 120 gradi, con una luminosità circa sui 2000 lumen, e le hai messa luce calda. Naturalmente con la luce fredda te ne erano sufficienti 3.
Perché? Perché la luce fredda ha un flusso luminoso maggiore. Poi però invece l'economia. che cucinare il pollo arrosto scuoiamo i cadaveri con le luci fredde, dai. Io preferisco quelle calde, poi magari c'è l'opportunità. è sempre una Ma è una questione di abitudine. Noi ci siamo abituati alla tecnologia digitale, TV digitale in poco tempo. Io non ci credo che tu a casa tua in cucina a tua moglie hai messo la luce fredda. Sì, ho la luce fredda in casa. Però la signora Valentino sta avviando le pratiche del divorzio, diciamolo per questa cosa. No, veramente sei riuscito? La luce, sì, gliel'ho imposto, ho detto luce fredda perché costa meno e in teoria fa più luce. Brava donna, a casa mia non sarebbe passata, avrei dato nei matti, però probabilmente io sono d'accordo con te, anche perché io sono una neofita e diciamo proprio una profana, tu sei l'esperto, se tu mi dici che è questione di abitudine magari è una questione di piano abitudine. piano. Anche perché risaltano la luce calda, la luce fredda scusami, e la luce del sole, risaltano molto di più i colori rispetto alla luce calda. La luce calda tendono a modificare i colori, mentre la luce fredda, essendo una luce naturale, esprimono tutta la tua bellezza. Il punto è che io vado di Instagram che è tutto un'alterazione di colore, quindi vabbè, però mi fido perché Giuseppe Valentino, che ci farà compagnia per tutte queste puntate, ci illustrerà quali sono vantaggi e svantaggi delle nuove tecnologie. Certo. E allora questa prima puntata di iLife si chiude qui. Grazie Giuseppe. Grazie, allora, Deborah. come ti sei trovato? Dimmi se sono stata soddisfacente come trade union tra lo studio L'apprendimento, e la casa. hai usato un'efficienza valida per raggiungere un efficace obiettivo, per cui ti sei mostrato un'ottima allieva. Che meraviglia, che complimento, credo che neanche a scuola me l'abbia mai detto nessuno, dovevo conoscere proprio te. E allora grazie a Giuseppe Valentino per questa prima di una lunga serie di puntate che ci terranno e vi terranno compagnia per tutta la prossima stagione di iLife. Grazie a Giuseppe Valentino, ma soprattutto grazie a voi e mi raccomando, scrivete e telefonateci. Ciao! Ciao! E allora questa prima settimana di Diffusion si chiude qui, si è chiusa assieme alle spiegazioni così chiare, così semplici del nostro amico Giuseppe Valentino, che in qualche modo ha reso comprensibile anche a una profana come me qualcosa rispetto alle nuove tecnologie nell'ambito della tecnologia LED. Bene, questa puntata si chiude qui, la prima settimana di Diffusion si chiude qui, ma io vi do qualche aiuto per trascorrere comunque in nostra compagnia questo fine settimana. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, quella di DTV, oppure seguiteci sul canale YouTube. E ancora, se avete domande da fare a Giuseppe Valentino o a Valentina, rispettivamente per le rubriche iLife e Style, scrivete a programmi@di-tv.net. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento a lunedì. Lunedì di nuovo a casa mia con Chic Chat assieme a Barbara Tarricone e a Gianina e anche ai nostri ospiti. Una performer, un artista e un po' una mecenate e un grande direttore d'orchestra. Ciao!